Grazie, siamo davanti all'appartamento di una famiglia palermitana, la famiglia Butera. Scusate il tono della voce, ma è strettamente legato all'operazione in corso. Vai, mi sono tagliato. È tutta arrugginita. Sta porta di merda. Di questi e altri disagi parleremo tra poco. Parleremo di questa categoria professionale dimenticata. Entra. Ok, siamo all'interno dell'appartamento. Proveremo a derubare cercando di portare a casa qualcosa di remuneroso, anche se le prospettive non sono delle migliori. Qui posiziono una videocamera che ci permetterà di monitorare e registrare qualora ci dovesse succedere qualcosa di brutto. Cominciamo dal televisore. È cinese, non vale niente. Un anno fermi a casa e ci fanno trovare un televisore cinese. Questo è classismo puro. Io ho 1300 euro di affitto da pagare. Parole disperate di un uomo che non sa più come fare, di una categoria abbandonata a se stessa. Non sono arrivati neanche i contributi, gli aiuti. Non siamo riconosciuti neanche come lavoratori. E questa è una cosa a cui bisogna pensare, assolutamente. Fortunatamente c'è la PlayStation. Bella, la PlayStation 4, è uscita la 5. E noi siamo costretti a portare a casa apparecchi obsoleti. Guarda dove spendono i soldi. I libri, Dostoevsky. L'ex giocatore del Palermo, che cultura è? Barack Obama. Ex presidente dell'America, roba vecchia. Oh, ci sono dei soldi. Oh, finalmente abbiamo trovato soldi. 5.000. 5.000 euro. No, 5.000 lire. 5.000 lire. Probabilmente si sono svegliati, tiriamo fuori le pistole. E voi che minchia siete? Maria, presto, chiamo la polizia! Vedete, ci stanno minacciando con una pistola. Riprendi la pistola, per favore. Guarda, ma per caso questa è una pistola vera? Certo che è vera! E le nostre sono finte. Vedete, il tappo è a norma di legge. Meno male che ci siamo portati le telecamere perché nessuno ci avrebbe creduto. Dovete uscire subito da casa mia! Vedete, ci trattano malissimo. Perché siamo neri? Ma che cazzo c'entra? E allora perché siamo una coppia di uomini? Vedete, razzisti, omofobi, armati. E con una porta di merda. Incredibile. Attenzione. E ora vediamo che cosa gli dice la polizia, bello. Merda. Chi è chiamato per un'aggressione, scusate? Noi! Ma che voi, noi? Questi due sono dei ladri! Ladri. Ma ladri il cavolo, noi abbiamo registrato tutto e meno male che ci siamo portati la telecamera. Fai vedere il sacco. Ladri significherebbe rubare, portare via qualcosa. Portami il sacco. È vuoto. Cioè, se eravamo dei ladri, prendevamo una cosa tipo questa e la mettevamo qua dentro. In quel caso è rubare. Ma anche le cose piccole, tipo un orologio, via, lo Non fa differenza. Invece non abbiamo toccato assolutamente nulla. Ma che cazzo state dicendo? Vedete, signor poliziotto, da un'ora ci punta una pistola vera. Abbassi quell'arma per cortesia. Ci vengo a dire che noi abbiamo utilizzato armi finte. Col tappetto a norma. Esatto. Sentite, visto che siamo qua, vorreste sporgere denuncia verso i signori? Ma li lasci stare che sono due poveracci. Col televisore cinese. Bravo. Ce ne andiamo e ci scusi Dai. per il disturbo. guardi. Lavoro, andate. Guarda, Grazie. scemo. Lei mi fornisca i documenti per cortesia. Guardi che i ladri sono loro due! Scusate. Ehi. Il sacco. Grazie mille. Gli attenti alla porta. Meno male che esiste la giustizia. Vieni con Andiamo, noi, andiamo.